Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, il comandante Veneziano, siamo a Sochi, siamo secondi in griglia, molto bene, siamo in un momento strafavorevole in qualifica, però sono anche le mie gare, le prime. Stiamo andando bene, però occhio fioi, perché dopo la vittoria della Cina non dobbiamo sopravvalutare il tutto. Cioè, è andata bene, ma sappiamo che nelle carriere comandiane i problemi sono dietro l'angolo. Raga, andiamo, basta cazzeggiare e vai. Raga, siamo pronti, ormai la sfida McLaren, Ferrari c'è, Button in pole e andiamo fioi. E andiamo ragazzi, Gigione terzo. Attenzione che la prima curva a Sochi per il gruppo dietro è sempre pericolosa. Io mi prendo la scia subito, me la pappo. E adesso vediamo ragazzi, sarà diverso questo della Cina. E qua non ho un passo, posso fare qualche giro super o comunque positivo, ma non ho il passo per farne tanti consecutivi. Mamma mia ragazzi, qua subito rischio il primo giro. Non c'è stata la bagarre della prima curva pericolosissima in Russia. E andiamo ragazzuoli, andiamo a conquistare un buon risultato anche nella madre Russia. Primo giro che non mi sta piacendo per niente. Sarà durissima ragazzi, sarà un'impresa titanica. Però quest'anno vedo molto bene la McLaren, può essere l'anno veramente della sfida con la McLaren. Buono. Ok. Primo giro sta andando, ma non sta andando benissimo. Non sento la macchina al top, non capisco il perché. Primo giro veramente complicato. Bisogna prendere il ritmo. Ok, primo giro andato. Primo giro andato per Veneziano. Ne mancano solo 26. 26 laps remaining in un inglese che ormai ha fatto la storia. Mamma mia. Niente, riesco a prendere bene anche le mie curve preferite in questo tracciato. Non ci siamo per il momento, non ci siamo. Speravo di prendere qualcosa di più, invece non sto rischiando il sorpasso, per carità, ma perché non c'è l'IRS fondamentalmente. Lungo e mi supera il porco di Button. No, la vedo subito, questa gara non è favorevole. Avvertimento anche, attenzione, un secondo giro veramente difficile. Stiamo concentrati raga, si può fare, si può fare. Mamma mia, questo, ecco, possiamo riprenderci la posizione e la riprendiamo con calma raga, con calma. Adesso non posso neanche più far cazzate perché ho già messo un avvertimento pesante. Però veramente il distacco non esiste. Appena arriva il DRS sono dolori. Appena arriva il DRS sono veramente dolori purtroppo. So uccelli senza zucchero fioi. Devo cominciare a spingere di più, a prendere traiettorie migliori. Siamo sempre là però ragazzi, siamo sempre là. Questa è una gara veramente dura, devo stare concentratissimo, non posso sbagliare niente.
Qua non ho il passo per andarmene. Adesso devo anche abbassare la benzina, la miscela, e qua sono cazzi. Molto bene. Questa gara si giocherà tutta ai pit, secondo me. Questa è la realtà. Ha fatto un brutto errore, bruttissimo errore del Cume. Però riesco a rimediare, per fortuna. Miscela standard. Ho un po' di respiro adesso con Massa che ha superato Button. Stanno un po' battagliando dietro e ne sto approfittando. Una botta di culo, una botta di culo proprio. Siamo al sesto giro, non è successo ancora niente, fino alla parte sta lotta tra Button e Massa che sta avvantaggiando un po' il Cume. Ecco, sto sfruttando le buone qualifiche, ragazzi. Ogni tanto anche il Cume fa buone qualifiche, c'ho la macchina adesso è la migliore, anche tornato Button davanti comunque. E questo non ci voleva, Massa creava un po' di problemi. Dai Massa, spacchi i coglioni Pippo. Dai Pippo. Comunque ho preso leggermente di più il ritmo, niente di che, però almeno un attimo adesso diciamo di tregua, se così si può dire. Le gomme sono ancora messe iper bene. Attenzione, è successo qualcosa. È successo qualcosa perché mi dà bandiera verde. No, niente di grave però. Nulla di grave. Speravo un ritiro da parte di qualcuno dietro, di Hamilton o Button. Però qualcuno ha sbagliato dietro, questo è poco ma sicuro. Qualcosa è successo, raga. Dai che non va malissimissimo, però Button fa il giro record. Siamo in box, ho provato ad allungare un po' la sosta per avere le gomme più fresche alla fine, ma la vedo un po' dura, con tutta onestà. Button mi supera. Ho paura di aver perso qualsiasi chance anche di podio forse, ma non potevo fare altrimenti. Vediamo se riesco a fare una sola sosta. Questa è questo è l'obiettivo. Adesso c'ho un bagarotto di macchine che magari sono partiti con le soft e adesso vediamo che riusciamo a fare. Adesso devo tirare come un porco, che ho anche traffico, disastro assoluto. La volta che sta gara si decideva ai box, lo sapevo, ma in senso negativo purtroppo. Ho bisogno di una safety car a tutti i costi. Però mi può far tornare in gara tranquillamente. Dai, con le gomme molto più fresche di sti stronzi, però dai cazzo. Siamo quindi metà gara, ma non sto combinando niente di eccezionale. Sono stato primo per 14 giri, ma adesso baratro purissimo. Recupererò sicuramente posizioni. Raga, li ha presi. Ecco il trenino. Ecco il treninus. Almeno uno me lo devo superare, ok. E adesso comincia la fase di sorpasso. Solo che sto perdendo un'eternità. Arrivano con un altro buon sorpasso. Perché la zona grossa, la zona podio purtroppo è andata ormai. Per cercare di tenere più giri secondo me ho perso tantissimo. Dai.
Dai, 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 almeno un altro, uno alla volta, ce li pappiamo, staccatona, yes. Altro buon sorpasso per il Pume. Tutta gente è partita con le soft, secondo me. Però ho un estremo bisogno della safety car per ricompattarmi con il gruppo e con le gomme più fresche e poter spaccare i culi. Dai, un po' di fortuna. Un po' di fortuna me la merito, cazzo. Faccio un po' più fatica a prendere Max. Devo dare tutto, ragazzi, devo dare assolutamente tutto. Devo gettare il cuore oltre l'ostacolo. Siamo abbastanza vicini, ma forse non ancora in zona DRS. Andate ai box, figlia della mignotta. Ok, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Qualcuno ai box. Dai, 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 dai. Fantastic. Questo è un gran sorpasso. 2 in un colpo solo. Very good. Noni. Dai che siamo in remontata. Dai che siamo in remontata, cazzo. Controlliamo la benza, siamo a 2,16, perfetto. Dopo dopo Magnussen c'è un bel buco purtroppo. Bisogna capire se gli altri riescono a tenere una sosta. Ci giochiamo tutto là, io forse io ce la dovrei fare, loro penso di sì, però magari arrivano veramente sdrenati. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,4 secondi. Riesco a prendere Magnussen, nessun ritiro, Dio santo, dai qualche ritiro davanti. Dai un po' di bagarre davanti, cazzo. In certe gare anche troppi, in altre troppo pochi. Bottas al comando e questo è buono. Bottas può togliere punti agli altri. Comunque bel mondiale questo, veramente bello, ragazzi. 2 ai box, molto bene. Devo prendere Kevinone, però devo prendere assolutamente Kevinone. Ma vado un po' lungo, sto chiaramente cercando di guidare a tutta, nelle mie possibilità, nelle mie piccole possibilità. Sto provando in tutti i modi. Adesso comincio a essere molto vicino a Kevinone. Sto cominciando a rosicchiare. Il Cume rosicchia. Quando il Cume rosicchia sono dolori per gli altri. Ma per fortuna che non mi dà penalità perché alla fine perdo. Però devo stare molto attento. Ciao bello, ciao. E siamo in sesta posizione, ben lontani dal primo posto, però confidiamo nella sosta di qualcun altro. Io confido, io ci spero. Non posso aver perso 6 posizioni. Nessuno va ai box, però. Ai ai ai. Sto a perdere 6 posizioni, un colpo veramente pesante. Il distacco è 4. Ragazzi, bandiera gialla, preghiamo. Cosa è successo? Incidentone. E siamo quarti. Incidentone, dammi la safety.
Alla fine dammela. No, nessuna delle due sembra ritirata però. Un incidente strano. Siamo quarti, che culo di merda però. Questo è un gran culo. Incredibilmente non... Un incidente senza danni, però solo un testacoda alla fine. Pazzesco. Pazzesco. Veramente sfortunati, però potevamo beccarci la safety car. Dai. Pazienza. Ci credevo stavolta. Sufficienza per altri 5 giri. Fortunati di aver recuperato addirittura 2 posizioni. Adesso sono irraggiungibili gli altri purtroppo. Quindi 3 sono abbastanza irraggiungibili. Massa 5 secondi, ero a 4, ma adesso ho anche il motore in cattivo stato come sempre. Dai, un altro incidentone, un altro. Incredibile, cioè 2 macchine coinvolte, nessuna delle due ritirata. Vaffanculo, va. Dietro c'è un Magnussen, sta veramente rallentando tutti. Bravo Kevin. Noi siamo ai piedi del podio. Siamo ai piedi del podio, ragazzi. Vabbè, la safety car è improbabile, mancano pochi giri. Vai, un altro ritiro davanti. Gigi primo purtroppo. C'è Gigione al comando. Avevo penso Button e Pippo. Il distacco dalla vettura davanti è 6,4 secondi. Fa piacere. Se ormai Massa non lo piglio più. Solo un problema meccanico può fermare uno dei 3 davanti. Io comunque ci spero. Non si sa mai. Il Q queste cose le chiama di solito. Ci ho chiamato un mezzo incidente. C'è Verstappen, però attenzione dietro che Verstappen può recuperare. Posto che non è assolutamente da buttare per come sarà messa la gara. Devo andare ai box prima forse, tanto qui con le gomme sono ampiamente tranquillo. Vabbè, ho sbagliato, non si può sempre vincere. Abbiamo carburante sufficienza per altri 3 giri. Però un ritiro per il podio lo voglio, lo pretendo. O Pippo, o penso Button o Hamilton. Datemi la gioia. Voglio la gioia. Voglio la gioia. La gioia che ahimè non arriva. Grande Hamilton, ormai è pronto a vincere, salvo problemi. C'è sempre Magnus indietro. 2 laps.
2 giri alla fine. Attenzione, yellow flag. Vi tiro proprio di Verstappen, incredibile, peccato. Troppo tardi è arrivato. Troppo tardi. Proprio quello dietro di noi. Fanculo, fanculo, ci ho sperato. Ho sbagliato di poco però. Dai, Pippo ritirato, almeno Pippo. Almeno Pippo ritirato, Rosbiff. A Bottas e Rosbiff hanno fatto il botto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 7,8 secondi. Verstappen è ancora parcheggiato. Hamilton ormai è pronto all'ultimo giro, Gigione. Complimenti a lui. Per noi comunque un buon quarto posto alla fine. Sei all'ultimo giro. Sì, lo so. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Va bene. Alcune informazioni su Palmer. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Problema per Palmer. Problema ma dietro, non davanti purtroppo. Peccato. No, per guardare la mappa vado anche a sbagliare. Non servono niente. Adesso arrivano i problemi purtroppo per gli avversari, vai. Probabilmente ha forato Palmer. Dovevo andare ai box prima, tanto le gomme tenevano. Vabbè. L'ho cappellata, raga. Potevo finire tranquillamente in zona pole e giocarmi la vittoria. Vince Gigi, vittoria per Gigi. Complimenti ad Hamilton. Noi comunque un buon quarto posto. Per come si era messa, va bene. Punti fondamentali in ottica mondiale. Mi spiace, non sempre le cose vanno secondo i piani. Torna ai box, analizzeremo la gara più tardi. Vai, fa. Ecco i piloti che Complimenti a Hamilton. Batto, l'avevo detto, e basta. Vediamo la classifica. Siamo primi a più 15. Ma lotta veramente, veramente bella. Costruttori primi con 7 punti di vantaggio, raga. Assoluto, Wumendon. Ve ne siamo. Ciao!